Allora, se vedete un filo che passa è perché a noi della carovana d'Italia al gusto, Borghio per il gusto, piace fare sempre le improvvisate. Non era previsto che io venissi qua, però quando Giorgio mi ha detto guarda che c'è un produttore di vini vicino Vidor, Corbertaldo, si chiama Giovanni, fa dei grandi vini, ho detto Gio, stasera abbiamo un impegno, lo spostiamo a domani, io ci devo andare. Giovanni, raccontami un po' la vita della tua azienda. Beh, la nostra è un'azienda di vecchia data, già i miei bisnonni producevano vino sui nostri vigneti, che abbiamo anche attualmente, e ci siamo sempre dedicati alla cultura della vite e poi alla vinificazione del nostro prodotto. E una volta era un'azienda mista, abbiamo bestiame Sì. e anche viticola, e poi abbiamo completamente eliminato la parte del bestiame e siamo passati totalmente all'azienda vinicola e viticola. Avete ascoltato cosa ha detto Giovanni? Prima curiamo la vite e poi la vinificazione. Quindi Giovanni ha dato il primo passo di come si fa il vino, in vigna e non in cantina. Beh, senz'altro è la vigna che ci dà il frutto che poi noi dobbiamo vinificare. Se quello non è buono non ci va da nessuna parte. Invece se riusciamo a dare un prodotto, a creare un'uva che ha tutte le sue belle caratteristiche di pienezza e di frutto, e sicuramente poi abbiamo un prodotto che con poco lavoro si riesce a ottenere un gran bel vino, insomma. Tenendo anche poi le qualità che lo rendono poi costante nel tempo. Esatto, le caratteristiche della nostra e poi rispecchia le caratteristiche del nostro territorio, del nostro vigneto, non va a confondersi con altri tipi di prodotto e quindi è un marchio che poi il cliente nostro lo riconosce nel tempo. Al di là del prosecco, sul quale poi magari abbiamo un capitolo a parte, perché io sono delle volte un po' polemico sul prosecco, perché ci sono prosecchi, proseccari e proseccaccio, per me. Sì, beh, il Prosecco ce n'è tanto, c'è una zona, diciamo, il Valdobbiadene di OCG, di cui io faccio parte, che è l'area di nostra produzione, è una cosa distinta dal resto del Prosecco DOC, diciamo, che è coltivato in pianura. Quindi il Valdobbiadene di OCG è tutta collina, che è l'area storica che esiste da sempre, diciamo, che dove il Prosecco è sempre stato coltivato. Per poi andare poi alla punta di Diamante, il famoso Cartizzi, che altro non è che una zona di produzione. È una particella, una zona, un'area ben definita, che anche quella è un'area molto storica. Giovanni, al di là del prosecco, che altri vini producete qui nella vostra azienda? Qui non c'è una vite che non sia Prosecco. Tutte le viti che vedete nelle nostre colline sono tutte quante di Prosecco, veramente. Fai anche il passito di prosecco? No, no, io mi dedico solo a fare due spumanti, un frizzante e un tranquillo. Queste sono le nostre tipologie, i classici prodotti, diciamo, di Prosecco, ma i passiti non abbiamo mai fatti in famiglia noi. Ascoltando i racconti di persone molto più competenti e molto più anziane di me, sentivo dire che il vero prosecco per loro è quello col fondo, il Soin. È vero o è una leggenda? Sì, diciamo quello è il Prosecco tradizionale, le bollicine sono nate in quella maniera là e attualmente tutti quanti lo fanno come alla vecchia maniera tradizionale di una volta, si imbottiglia a Pasqua col calente di luna, col calente di luna e il vino in quel periodo si risveglia, si mette a rifermentare naturalmente e poi fa le bollicine in bottiglia. Adesso tutti parlano di portare all'estero, no? Sempre di più i prodotti italiani. Leggevo l'altro giorno su un giornale specializzato che come al solito noi italiani abbiamo grandissima filiera agroalimentare, grandissimi prodotti enogastronomici, arriviamo sempre tardi. Noi parliamo di esportare in Cina e i francesi hanno già impiantato i loro vitigni in Cina. Sì, esatto. Beh, comunque anche produttori italiani si stanno dando da fare sugli impianti di vigneti all'estero, oltre confine. Ci sono aziende, diciamo, le più famose, le più grosse, che hanno già piantato questi tipi di vitigno, però sicuramente non avranno mai una caratteristica come esatto, sulle nostre zone. Proprio la nostra è un'area che ha fatto proprio la differenza rispetto a tutte le altre aree dove hanno piantato Prosecco, perché ormai ne hanno piantato in tante parti d'Italia e del mondo. Però quello che viene qua a Valdobbiadene è un'altra cosa, non è una cosa che creiamo noi, è la natura che dà questo. Quindi attenzione, il messaggio di Giovanni è chiaro, ci saranno un sacco di prosecchi prodotti fuori dalla zona di produzione storica, mi aggiungo con polemica, diffidate perché saranno molto manipolati, perché il microclima che c'è qui non può esserci in Cina per farne, piuttosto che in Calabria, Sicilia o Puglia. Esatto, ma non occorre neanche andare tanto lontano, basta andare sulle pianure nostre
della nostra Trevigiana, che sicuramente non arriveremo mai a vedere delle caratteristiche di tipicità come hanno le colline praticamente, sicuramente questo. E sicuramente poi più in là, siccome stasera io poi non mi fermo mai a caso, no? Il vino ho già sentito qualcosa, ci siamo, poi aveva forse qualche formaggio particolare, un pane particolare, quindi avremo modo di fare più che una degustazione un ascolto dei sapori, no? Perché anche il vino nella sua rotondità ha dei sapori, non tutti i palati riescono a sentirli. Qual è la caratteristica che un vero prosecco deve avere per non trarre in inganno chi lo beve? Allora, il prosecco nostro tipico delle zone di collinari di Valdobbiadene ha queste azioni molto, molto fresche, leggere, fruttate, di mela, di pesca, di pera anche. Diciamo che la pera è un marcatore importante perché quando c'è il gusto di pera vuol dire che è una bella annata. Non sempre abbiamo la pera. Mentre la mela è più facile averla, è più tipica. Diciamo che il prosecco può avere leggerezza, freschezza, sapidità, perché la sapidità è quella che aiuta poi l'abbinamento col cibo e dà sempre pulizia alla bocca e sgrassa molto bene la bocca per riuscire a mangiare ulteriormente poi ancora altri cibo. E basta, queste sono le caratteristiche importanti che rendono questo prodotto veramente diverso da tutti gli altri e difficilmente copiabile. L'altra sera, un mesetto fa mi trovo in un ristorante e ho visto una scena che secondo me farebbe inorridire i puristi dell'enogastronomia. Ma c'è una persona che mangiava bellissima questa dice, mangiava un filetto al gorgonzola e beveva un ottimo prosecco. Beh, il prosecco è un vino che ha un'ampia gamma di abbinamenti, non si limita a piatti, a pochi piatti. È un vino che veramente spazia anche con la carne, ci sta. Ad esempio un prosecco col fondo, quello che parlavamo prima, abbinato a uno spiedo fatto qua in zona trevigiana, o anche al cotechino con le erbe, queste cose qua, è un abbinamento perfetto, anche se magari uno cerca un rosso con lo spiedo, però quello col fondo, anche perché è facile da bere, cioè non è impegnativo, non è pesante, quindi 2 bicchieri in più si possono tranquillamente reggere, e perché lo spiedo fa anche sete, quindi bisogna... Si possono reggere quando però, ritorniamo all'apertura della nostra chiacchierata, quando è fatto in vigna, perché se è fatto in cantina... Questo è importante, che sia genuino, che sia di uva, è quello la cosa fondamentale. Cioè, su quello io non faccio mai... Siamo d'accordo? Sì, parto sempre da quella base, là che sia già appurata, che sia così, poi il resto... Adesso non so se le hanno inquadrati, però in ogni caso, se non l'hanno inquadrati ve lo dico io. Noi la chiudiamo qui, questa breve chiacchierata, per adesso, perché intanto incominciare ad assaggiare qualcosa, perché la bocca è asciutta. Fame. A fra poco, E mi beccate col boccone in bocca. Succede. È appena arrivato Andrea, alla sua destra c'è Diego e qui a sinistra Giovanni che avete visto prima con me. Giovanni, passo un attimo ad Andrea perché il vino abbiamo sentito che il vino c'è e alla grande. Andrea, ciao, come stai? Benissimo, grazie. Con te ci vediamo sempre seduti con i piedi sotto Il tavolo per mangiare pane e qualcos'altro, quello che qualcuno porta, insomma. Allora, stasera avremo dei formaggi particolari perché a vederli ad occhio sembrerebbero dei formaggi freschi. Sì. In realtà se io ti dico che quel latteria c'ha 7 mesi di stagionatura e quello dietro ne ha 11, mi diresti sei pazzo, poi lo metterai, quando lo assaggerai mi direi che è così. A fianco abbiamo del salame equino. Il pane che hai portato stasera che pane è? Io sono ignorante, non ne so. Il pane... È classica ciabatta che si può trovare comunemente un po' dappertutto, fatta con una farina macinata a pietra, tipo 2, molto gustosa. Scusa, tipo 2 perché per chi fosse non tecnico, tipo 2 che cosa vuol dire? E diciamo che ha molte ceneri in più nella farina. E quindi c'è una resistenza diversa quando va in cottura? Ma diciamo ha una conservazione più lunga e un gusto molto più notevole. Soprattutto la fa la differenza il gusto. Dopo macinata a pietra è tutta un'altra cosa, diciamo è una farina che non viene surriscaldata con i cilindri di mulini, tutte queste storie qua. Dopo qua abbiamo un pane sempre fatto con dei lieviti,
non è pasta madre, pasta acida, tutte queste storie qua che si sentono in giro, comunque non importa, fatta uno di pasta un po' più grezza e uno un po' pasta un po' più raffinata. Sì. E dopo abbiamo un nostro pane in cassetta, che è una cosa che funziona molto 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 bene negli ultimi periodi qua, che è un pane che diciamo la gente si conserva un po' più a lungo. Scusa se ti interrompo. E non butta via più niente, perché ormai come sta se io prendo quel pane crisi mondiale qua. Se io prendo quel pane in cassetta lì, no? Sì. Lo taglio un attimo a fettine un po' più spesse, poi lo griglio un attimo lì su quel bel camino. Sì. E poi ci metto il formaggio e poi lo rimetto un attimo lì, appena un tocco di calore al formaggio, come lo vedi tu? Come toast molto artigianale. È molto un toast molto artigianale, sì, è una cosa molto interessante. Io, dite la verità, lo vendo soprattutto per far toast, queste cose qua, però diciamo viene apprezzato anche a mangiare così, insomma. Anche... Io lo metterei addirittura lo stesso pane tuo, tagliato a fette, bruschettato, lo metterei nelle lenticchie. Buono. A dadetti. Sì, può essere nel possibile. minestrone, con i ceci. Certamente no, si può fare di tutto con il pane, basta Ma vedere. vedo la persona a fianco a te che non... Diego, Diego, dovete sapere che Diego è un artigiano del cibo, cioè il vero street food, il cibo di strada, Diego ne è la rappresentazione. Diego, tu che fai del cibo di strada la tua attività, no? Lavorativa, qual è la cosa che riscontri? Cioè, se viene una persona a te e dice: Diego, fammi un panino, al di là della porchetta, che poi apriamo un capitolo perché so che tu c'hai una porchetta particolare, che cos'è che ti chiede di più la gente? O che cosa proponi tu alle persone che vengono magari alla festa patronale, alla sagra, o alla festa parrocchiale, o delle proloco? Guardi, io prima di tutto noi facciamo delle cose che sono genuine, dunque niente di surgelato, li cuciniamo tutte al mattino o al primo pomeriggio per servirle poi all'ora del pranzo o della cena. Questa è una cosa che ormai non fa più nessuno e risulta molto bene, perché il cibo è molto molto più gustoso e genuino. È reale, è un cibo reale. Ma che cosa cucini? Noi facciamo le cipolle, i peperoni. Cipolle come le fai le cipolle? Le tagliamo, le grigliamo e poi i peperoni con lo stesso metodo. Zucchine, melanzane. Certo. Poi ci mettiamo quindi anche... tu fai anche quindi i panini con dentro le verdure grigliate e poi la carne, la salsiccia girata, no? Certo. Ma la salsiccia la passi nel vino o no? La salsiccia la facciamo al minuto, al momento. Ma nell'impasto c'è vino o no? No, la nostra quindi no. Pepe, sale, carne. La nostra salsiccia trevisana non ha il vino. Cosa? Pepe, sale? C'è il pepe e il sale. E la carne che deve essere buona. Quindi e fresca. È la salsiccia più magra che grassa? È magra la salsiccia. E la porchetta? Io ho sentito di sta porchetta? E la porchetta è una nostra specialità che ci facciamo fare dal Montefeltro. È una porchetta quasi vicino dove vivo io. Di Urbino. Io vivo a Romagna, quindi... Sì, ed è fatta artigianalmente, c'è tutte le spezie dentro ed è molto molto gustosa, sì. Allora devo assaggiare questo qui. Allora. Certo. Allora, guardate come sono furbo. Allora, premetto una cosa. Giorgio, che di là della telecamera ride, tempo fa scrissi un articolo sulle 3P. Io sono meridionale, pasta, pane e pizza. Sono 11 anni che vivo in Romagna, la quarta P, la piadina, perché per me una piadina con la porchetta, con tutto il rispetto, non ha la stessa bontà di un pane, una fetta di pane. Allora, Giovanni a sinistra mi ha assicurato un vino di livello altissimo, ma non lo dico perché è davanti, perché chi mi conosce sa che io sono un palato anarchico, dico quello che penso. Se una cosa non mi piace, io posso dire è cucinata bene, è preparata bene così, ma non mi piace. Però quando trovi un vino vero, fatto in vigna, poi curato in cantina, allora questo vino c'ha tutto un racconto che devi sapere ascoltare, così come il pane. Quando Andrea parlava delle farine, parlava della tipo 2, parlava ha fatto una polemica molto sottile, non la fa lui, la faccio io, lievito madre, lievito vaggio, perché oggi molta gente ci gioca su queste cose qui. Ho un lievito che mi porto da 300 anni,
Poi vai a vedere l'albero genealogico, la sua famiglia ha 130 anni di origine, gli altri 70 da dove vengono? Cioè, per fare polemica. Poi Diego parlava della porchetta. Chi ti parla va spesso al sud e Ariccia è famosa al mondo per la porchetta, però io la porchetta più buona della mia vita l'ho mangiata in Umbria. Sembrava neanche in Toscana, in Umbria. Adesso sono tutti e tre qui a fianco a me, una domanda di qua e poi scendiamo. Giovanni, allora, il pane l'abbiamo, i formaggi li abbiamo visti, i salumi sono equini. Tu che cosa ci metteresti come abbinamento? Che cosa mi ci fai bere stasera? Ma io ci metterei con questi prodotti qua un bel Valdobbiadene di OCG Brut, Rive di Colbertallo, un vino molto asciutto, Sapido? sì, molto minerale, quindi Perfetto. pulisce molto bene la Quindi bocca. poca frutta e più Sì, sapidità, molta, più mineralità. molta mineralità e molta note floreali. È un vino elegante e asciutto, che pulisce molto bene il palato. Perfetto, quindi io col vino sono a posto. Passaggio numero 2. Andrea, che pane devo prendere qua? Indica con la mano, indica che Io metterei del casereccio sicuramente con la soppressa, Sì. se diciamo soppressa, E col formaggio? e col formaggio indubbiamente una ciabatta che è un croccante ed è buona da degustare sicuramente con i formaggi. Dopo ci sarebbe anche, come hai detto tu, da riscaldare un po'. Tu sei un furbo, perché e- siccome sai che io sono in albergo, perché se no io il pane in cassetta me lo portavo a casa stasera, te lo dico io. me la puoi portare a casa, la metti sul Una sacchettino. battuta, sai che l'ultima volta, no, Andrea sa, l'ultima volta che sono andato a trovarlo in uno dei suoi negozi, mi colpì una cosa molto particolare, la semplicità di una focaccia. L'ho portata giù in Romagna da un mio amico ristoratore, ho detto, mi hanno regalato questa, l'aspetto mi sembra un po' semplice, proviamola. Beh, non ci crederai, io la focaccia, il tempo di metterla sulla tavola, lui l'ha tagliata, io sono andato dal mio amico che c'ha il negozio di pane, che Giorgio conosce di fronte, a chiamarlo, sono tornato, non c'era più. Erano in 3 a tavola, io sono andato via, erano in 2, quindi vuol dire che la focaccia era buona. Diego, cosa ci mangiamo allora? Visto che la porchetta non c'è, Ci mangiamo un bel pezzo di pane, una bella fetta di pane con un po' di formaggio e poi anche il salame dovrebbe essere buono. allora, questo salame che vedete qui, l'abbiamo preso stamattina perché sono andato a fare un giro con Giorgio, perché io vado sul campo. Cioè uno mi può dire, sai, adesso c'è una persona dall'altra parte che è una presenza femminile, quando a me dicono è una donna bellissima, per te, la devo vedere io, poi per te è bellissima, per me è normale, per un altro è brutta e viceversa. Quando però ci si trova di fronte alla qualità del cibo, alla genuinità del cibo, alla trasparenza del vino, quando un vino è vino e non è un surrogato, non è qualcosa fatta con l'anidride, in autoclave e quant'altro, una persona che minimamente ha il concetto di buon mangiare e buon bere lo riconosce. Allora a questo punto ti spieghi perché Andrea continua a lavorare bene, Diego continua a vendere panini e porchetta, Giovanni col suo vino è stabilizzato, nel senso che lui fa solo quella produzione perché tiene alta la qualità al discapito della quantità e questo gli fa onore, te lo dico a telecamere aperte senza problemi. Stamattina siamo andati qui, questa è una macelleria equina, la prima domanda che ho fatto a questi titolari così ho detto, ma il 2013 com'è andata, visto che avevano fatto la polemica sui ragù con la carne equina? E loro hanno avuto un momento molto difficile. Poi hanno detto, sai cosa facciamo? Facciamo quello che altri fanno, tipo Giovanni con la zona di provenienza, quindi le particelle col prodotto che mi dicevi prima, tipo Andrea con le farine, tipo Diego che ha detto con molta semplicità, ma anche trasparenza, la faccio fare nel Montefeltro, non dice, potrebbe dire, la compro, poi la condisco, la faccio in un forno a casa, no? E qui si hanno detto, noi abbiamo trovato l'uovo di Colombo, diciamo al cliente da dove viene la carne, qual è l'allevamento, e facciamo vedere che è di quella zona, cioè se uno viene trova veramente la zona di produzione. Poi sono andato a Viese di Pio X, da una persona che avevo visto in televisione intervistata da Giorgio, e mi aveva colpito questo qui che affinava formaggi e affinava in latteria, affinava il morlacco. Dico, ma affinare il morlacco? Stamattina sono andato lì e ho detto, guarda, mi devi dare qualcosa di vecchio perché a me piace così. E mi ha dato questi pezzi qui. Beh, sinceramente dire che uno ha 8 mesi e l'altro ne ha 12, fai fatica a crescere perché sono
e come diceva Giovanni, prima che voi arrivaste io e Giovanni abbiamo fatto un piccolo taglio così, per sentire, ha una bella consistenza al palato, c'ha quella patina di giusto grasso che avvolge, e poi pensavo però il pane, e poi avete Andrea, già ho visto il pane, il salue così, sapete cosa vi dico? Adesso spegniamo un attimo le telecamere che facciamo giusto un briefing, scusate l'inglese, facciamo una riunione per capire bene i gusti. E fra 2 minuti, 3, quando abbiamo capito, vi raccontiamo gli abbinamenti e quelle che sono le nostre sensazioni finali.